Queste dunque le strategie che sono state appunto messe nero su bianco nella sede della prefettura di Trieste, ma ovviamente insomma per far fronte a determinate situazioni ci vogliono anche i numeri e gli uomini, soprattutto gli uomini in divisa, no? Polizia, carabinieri, guardie di finanza, polizia locale, in particolare insomma la questura però almeno quanto insomma ci sembra e quanto anche ci ha dato lei a livello di dati, dottor Raffaele Padrone, ben ritrovato, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, questura di Pordenone che potrebbe tirare a breve una piccola boccata d'ossigeno sul fronte degli arrivi. È un po' insomma uno specchietto per le allodole, secondo lei? Ben ritrovati, spero che la sua direttore sia una battuta perché... Allora, ironico, ma ho capito che voleva essere questo. 2 persone arriveranno a luglio, grandissimo respiro, 8 persone arriveranno a dicembre e 5 arriveranno ad aprile 2020. Non le dico quante persone vanno in pensione quest'anno perché se no lei prende la macchinetta e fa i calcoli e ridiamo in diretta. E ridiamo in diretta. Quindi lasciamo perdere questo. Adesso ho letto su social di nuove assunzioni, di rinnovi, di pseudo assunzioni. Allora diciamo subito che queste sono tutte assunzioni 2019 e 2023 sono assunzioni già predisposte da precedenti governi, nulla togliere a questo governo che si è ricordato che esiste anche Pordenone, però sono tutte assunzioni già previste di personale, alcuni di questi già visitati, già che avevano superato un concorso, quindi in attesa di partire, e sono circa 6.100 persone, 1.500 nei vigili, poi ci sarà un'assunzione di 1.500 vigili del fuoco e un altri 1.000, circa 958, ma i numeri poco mi interessano per quanto riguarda gli agenti della penitenziaria. Quindi tutte previsioni già purtroppo che partono adesso, ma partono in ritardo perché non si sono mai trovati i soldi per dare inizio ai corsi. Quindi nulla in più di quello che è predisposto, ma soprattutto da qua al 2023 avremo, detto dal capo della Polizia, penso che meglio di così non si possa, e non detto da padrone sindacalista, ma sono niente confronto a quelli che andranno in pensione dal 19 al 23. Pensate che ogni mese vanno in pensione 2.200 agenti. Quindi, certo, ma siccome siamo indietro, di quando parlano di queste nuove assunzioni, io chiamo nuove tra virgolette assunzioni, nessuno dice che siamo indietro di 15-17 anni per quanto riguarda gli arruolamenti. Ecco perché ci troviamo in queste condizioni. Cioè per 15-17 anni nessuno ha pensato a mettere mano alla sicurezza, se non in campagna elettorale, se non in altri momenti particolari politici, di dire e parlare e ricordarsi della sicurezza. E questo è gravissimo perché perché è continua l'andare in pensione per limiti d'età. Quindi 2.000 solo ogni mese. La media all'interno della questura di Pordenone? Tra le altre cose, proprio la settimana scorsa, due giorni, non più tardi di 2 giorni di quando io ho in diretta sviscerato i numeri che stavano in riunione, stavano completando in riunione per questa riorganizzazione e assegnazione di personale, vi ho mandato il comunicato da Roma, erano 25 per noi 15, 25 per Trieste, 12 per Gorizia e 25 per Udine, scusate, Trieste, 15 e 12 Gorizia e 15 Pordenone. Non più tardi quindi di 2 giorni prima, come sempre per routine quando c'è questa riorganizzazione, il Dipartimento chiede alla questura l'età, chiaramente pensionabile. Siamo risaliti a 50 anni.
Quindi Pordenone ha il privilegio di essere prima in classifica un'altra volta. Un primato almeno ce l'abbiamo. Almeno un primato ce l'abbiamo, quello di avere meno uomini, ma abbiamo anche il primato di avere quelli più anziani. Questa è una grave situazione. Poi volevo fare un appunto a questo che sta passando un'altra volta, ci risiamo con le problematiche dell'inserimento del numero sul casco della polizia, quando si va in ordine pubblico. Beh, signori miei, ne avevamo già parlato un paio di anni fa, mi pare che siano cose assurde, perché se succede qualcosa siamo sempre noi che ci rimettiamo, e comunque il questore sa benissimo chi è in servizio, prende un ordine di servizio e controlla gli uomini che sono in servizio. Ho capito io, però su 100 uomini che sono lì schierati vai tu a identificare chi ha preso a manganellate, poi nel caso quello di Genova un collega. Allora, da lì era un collega nostro, un giornalista che è stato salvato poi da una persona, da un poliziotto che lo conosceva. Allora, sono ancora in corso delle indagini per stabilire chi è stato. Allora, giustamente dico, per quanto riguarda una certa fazione politica, questi dicono: se avesse avuto il numero nel caschetto, forse le indagini si sarebbero già avviate, si sarebbero anche già chiuse. Adesso è un po' come un brancolare nel buio per determinati aspetti. Starebbe proprio nella moralità e nell'etica del poliziotti dire: no, guardate, sono stato io, ho sbagliato, c'è stato una sorta di accanimento. Allora, ecco, se però i manifestanti si attengono a quelle che sono le impostazioni di ordine pubblico imposte dal questore, vede che i poliziotti non superano la linea di confine per andare a manganellare uno. Attenzione. È un giornalista, Sì, che ha attraversato, non mi interessa che sia che ha attraversato la linea di confine. Sono un giornalista, perché se noi dobbiamo sempre guardare sull'ordine politico, guardiamo cosa succede negli altri stati quando tu passi una linea dove ti dicono: da questo momento in poi non si attraversa. Guardiamo gli Stati Uniti, che ci piacciono tanto gli Stati Uniti per i processi che fanno gli Stati Uniti. Ci sono 9 metri, se lei supera i 9 metri sparano per ammazzare. Allora, se la polizia non è tutelata neanche dalle nostre leggi, questo quando io vede che torniamo indietro, però, quando io dico che le lascio concludere il ragionamento, poi dopo. Quando io dico che chi in ordine pubblico durante una manifestazione attraversa, attacca la Polizia di Stato, deve essere individuato, identificato e deve essere processato come un terrorista. Se non c'è questa regola, noi l'ho detto sempre, questo governo che ha in pugno la sicurezza, che ha come spirito la sicurezza, questo deve fare, non riprendere le assunzioni vecchie, questo deve fare, dare delle leggi alla poliziotti, perché se no siamo zero, non servono 7.000 poliziotti. Io condivido, sa che sono sempre in linea, però nel caso di Genova non le sembra che sia andato leggermente oltre? Uno che dice sono un giornalista e si protegge e continuano a dargli giù come, insomma, dai. Io mi auguro che si faccia luce, perché non è che sempre i colleghi anche da Conte, ma l'unico che non si è scusato, sa chi è? Salvini. No, è la verità, la riporto tutti i giorni. L'unico che non si è scusato l'indomani è stato Salvini. Quello che rappresenta, quello che comanda, diciamo, la polizia. Ecco, Ministro dell'Interno. Io mi auguro che giusto per far chiarezza. Mi auguro che venga identificato il collega, ma che si veda perché. Le telecamere le abbiamo a disposizione, quindi la magistratura farà il suo corso. Ripeto, non metto le mani avanti, però dico attenzione, non vanno incolpati, e anche in questo caso, se avesse torto ha ragione, chi va incolpato quando c'è un ordine pubblico? La polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine. Non credo sia molto corretto. Ci vediamo la prossima volta allora, dai, anche perché quando si toccano poi degli argomenti così, parte con la sesta marcia. Io parto con la sesta marcia perché ogni volta si fa il processo, ho l'intenzione o comunque al poliziotto, attenzione, ma uno può sbagliare, ma uno può sbagliare, perché se guardiamo quello che è successo a Viano, hanno rubato, cosa pensate che gli fanno quello? I carabinieri ma che 2 giorni? 3 ore, 4 ore a perdere tempo dietro a 2
e sono fuori. Queste sono le leggi, sono in Italia. Grazie Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Grazie a lei, direttore. Grazie a lei. Il compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia ha concluso un'importante attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica.